Oggi abbiamo di nuovo ospite in studio con noi l'assessore Claudio Pivetta, assessore allo sport di Musile di Piave. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Si parla ancora di elementariadi, finalmente si sono svolte a Musile di Piave. Di cosa si è trattato? Sì, difatti è il secondo anno che le proponiamo e quest'anno l'abbiamo proposta in maniera diversa, proprio per socializzare anche con questi bambini. E abbiamo fatto una cosa estremamente nuova, dal mattino dalle 9 fino a mezzogiorno e con il pasto sia per i bambini che per gli adulti. Diremo che è stata una grossa manifestazione, vista la partecipazione anche di 360 ragazzi, dei genitori circa altri 300, 400, 500, non si possono contare perché effettivamente la tribuna era piena. Comunque consiste nel valorizzare lo sport. Quest'anno, vista l'aumento, vista la sensibilizzazione, viste anche i tipi di sport che abbiamo fatti, perché ne abbiamo aggiunti anche uno, a parte come al solito il calcio, la pallamano, la pallavolo, e poi abbiamo il tiro alla fune che secondo me i ragazzini sono stati non solo entusiasti l'anno scorso, ma quest'anno c'era una sfida proprio all'ultimo colpo di fune. Però abbiamo inserito anche un gioco nuovo che già da noi questo tipo di associazione ha circa 50 iscritti da 4 anni fino ai 15 anni, il Wing Chun, che è una pratica sportiva diversa, l'abbiamo voluta inserire dentro in questo progetto perché effettivamente ci sono parecchi bambini che fanno anche questo tipo di sport. E poi un dono per tutti, giusto una maglietta colorata. Diciamo che questa maglietta colorata è stata fatta apposta in riferimento anche al 150esimo dell'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia è la bandiera nostra, il nostro tricolore, e abbiamo vestito 120 bambini con la maglietta bianca, 120 con la maglietta verde e 120 con la maglietta rossa, proprio per dare il simbolo a questa manifestazione dell'Unità d'Italia. Abbiamo una grossa sensibilizzazione da parte di tutte quelle industrie che hanno contribuito per far sì che questa manifestazione riuscisse, e un doveroso ringraziamento a loro soprattutto, a chi effettivamente, a tutte le società che si sono prodigate per dare una mano all'amministrazione a mettere in piedi questo tipo di manifestazione, e soprattutto dovrei ringraziare particolarmente la cucina, diciamo, della San Donatese, dell'associazione Calcio Musile, che la do in anticipo, soprattutto che il prossimo anno non sarà più Associazione Sportiva San Donatese, ma sarà una polisportiva Città di Musile. Un ringraziamento va a Cadamuro Vincenzo e a tutti i suoi collaboratori, che effettivamente con 700-800 persone non è facile gestire una situazione di questo genere. Beh, non possiamo non fare anche un ringraziamento all'assessore Pivetta per questo. Grazie a lei.